Buonasera. Stammi a sentire, ascolta un po' e dimmi se di ragioni non ne ho. Noi stiamo bene, l'hai detto tu, ma sono troppi quei momenti in cui non lo ricordi più. No, l'amore questa sera no, sono troppo stanca, adesso dormirò. Tu leggi pure, non disturbi, sai, una parola non ti scappa mai. Se vuoi parlare ti ascolterò e chissà quante cose nuove scoprirò. Comincio io, comincia tu, per iniziare a litigare poi non salutarci più. No, l'amore questa sera no, o domattina non mi sveglierò. Cosa vuol dire sono le e poi se una parola non ti scappa mai. Dov'è la donna che sono io? Dov'è che sei? Dov'è l'amore mio? Dov'è? Dov'è la donna che era qui? La donna che mi comperava con un sì. Non è più qui, c'è sempre un bacio alla TV, un bacio in cui non ci si ritrova più. Un po' la noia, un po' perché nessuno muove il primo passo ma lo lascia sempre a te. No, l'amore questa sera no, sai che i bambini stanno svegli ancora un po'. Un po' caldo fa più un po' più in là e un altro po' d'amore se ne va. La donna che sono io, dov'è che sei? Dov'è l'amore mio? Dov'è? Dov'è la donna che era qui? La donna che mi comperava con un sì. Non è più qui però per me sei bella sai, sei come un fiore che non appassisce mai. Si può salire e andare giù per non dover risvegliarsi e poi amarsi un po' di più. No, l'amore questa sera no, stiamo abbracciati e chiacchieriamo ancora un po'. Riscopriamo che c'è un prima e un poi, ancora un po' d'amore dentro noi. Buonasera! Buonasera! Che bello iniziare con Adriano Celentano! E che canzone! Devo ringraziare il mio regista di questa sera perché 3 giorni mi ha detto: senti, ma questo brano non l'hai mai fatto? Non lo conoscevo, però l'ho imparato per lui. Grazie Paolino! Questa sera no. Quante volte miei cari maschietti all'ascolto vi hanno detto no, questa sera no. Allora lì si inventa tutte le scuse possibili, immaginabili, dal mal di testa, domani mi alzo presto, No, questa sera no. E invece io sono qui questa sera, anzi siamo qui, perché non sono solo, tra un po' qui vicino a me Martina, ma adesso ricordiamo il numero, quello fondamentale, quello per i messaggi, richieste, fotografie, saluti. Ragazzi, siamo alla terz'ultima puntata, Fatemi sapere che avete resistito fino a qui. Come fare? Mandate un messaggino, anche semplicemente con scritto ciao, se non avete un'idea di una canzone, se non avete una fotografia, eccetera, va bene anche soltanto un ciao Peiretti. Ciao Martina.
al 348 80 40 254. Tra un po' giocheremo. Ieri hanno vinto l'oggetto misterioso nascosto dentro lo zaino e quindi oggi l'ho cambiato. Ragazzi, non vi posso dire cosa ho messo qui dentro, ma ne vale la pena giocare insieme a noi. Allora andiamo a rivedere anche gli altri premi, non solo il premio sorpresa, ma abbiamo anche il buono ristorante Ravezzana da 50, il buono formaggi da 20, il buono carburante da 10 e la spilletta. Semplicemente come fare per vincere, giocate con noi al 378 40 80 506, indovinate la canzone e provate la sorte, cercate la fortuna. Adesso però, a proposito di richieste arrivate, mio caro Paolino, vai con la prima richiesta di questa sera. Vai, vediamo un po' cosa ha scritto, chi ha scritto. Eccola qui, se c'è dovrebbe esserci, eccola. Ciao Casaperetti, prima che andiate in vacanza mi piacerebbe ascoltare Sotto il sole di Riccione, dedicandola a voi tutti con l'augurio di buone ferie e ringraziandovi per tenerci compagnia dalle 20 alle 21 tutto l'anno. Gloria da Alessandria. Cara amica Gloria, io per fare questo brano ho dovuto chiamare un'amica, perché io non lo so benissimo, ma lei questi pezzi li sa alla grande. Signore e signori, Martina! Buonasera Martina, ciao! Buonasera Ma a tutti. che bello averti qui! Ciao Marti! Ciao. Hai visto cosa dobbiamo cantare? Ho visto. Quindi siamo pronti, andiamo? Siamo prontissimi. La cantiamo? Ok, tutti insieme a noi, anzi fate anche un po' di posto lì, se hanno il condizionatore in casa, perché sì, senza arriviamo. condizionatore non Anche ballano, noi andiamo. non ballano, quindi e andiamo a Riccione, vamos! Tutti con noi, ma si canta insieme! Le navi salpano, le spiagge bruciano, selfie di ragazze dentro i bagni che si amano, la notte giovane, giovani vecchi. Parlami d'amore che domani sarò a pezzi. Intanto cerco il mare, un'aquila reale. Tra poche ore, sotto il sole, di Riccione, quasi quasi mi pento. E non ci penso più, faccio a schiaffi, con le onde, con il vento le prendo, come se fossero te, Che inizio di Casaperetti! Buon martedì! I treni frenano, le serie iniziano, video di ragazzi persi dentro ad un telefono, la notte è giovane, sognami adesso, parlami d'amore che domani sarò a pezzi. Intanto cerco il mare, un'aquila reale. Tra poche ore, sotto il sole, di Riccione, quasi quasi mi pento. E non ci penso più, faccio a schiaffi, con le onde, con il vento le prendo, come se fossero te, sotto il cielo, di Berlino, mangio mezzo panino, e ti riprendo, faccio a schiaffi, con l'asfalto, col cemento le prendo, come se fossero te. Nuovo sentimento, nuove scale, nuova casa, nuova gente con la macchina del tempo, nuovi ristoranti, nuovi amici per la pelle, parti campionati, si riaccendono le stelle. Siamo pronti? Prossimo ritornello, la cantiamo insieme? Tutti! Sotto il sole, di Riccione mi pento. E non ci penso più, faccio a schiaffi, con le onde, con il vento le prendo, come se fossero te. Ma che bello! Come se fossero te. Ma l'abbiamo fatto
facciamola. No, brava, va, facciamoci un applauso. Bravo. Ma tutti, complimenti. bravi tutti, Devo bravi. dire complimenti alla Martina perché l'abbiamo fatta bene davvero, meglio di loro quasi. Non me ne vogliono che ci guardano tutte le sere, però ragazzi, tra un po' giocheremo. È 378 4080 506 per telefonare qui in diretta, mentre per i messaggi 348 80 40 254. Adesso c'è la regia che sta scrivendo, sarà il caldo. Paolino, scrivimi solo se è necessario, non ho capito, come se fossero dei vabbè, comunque sia. Impazzita anche la regia. Sì, Paolino. È contento che gli ho cantato la prima canzone. È contento che abbiamo finito tra un po'. No, vabbè, manca Vuole andare in vacanza. ancora 3 puntate, ma poi lui va in Egitto, chissà quando. Ragazzi, adesso però torniamo seri con una canzone che ha tanto sentimento dentro di sé, perché ogni tanto bisogna vedere in faccia la realtà e dare il nome giusto alle cose. Anche alle persone. E anche alle persone. Anna Tatangelo, Sanremo 2011 se non sbaglio, porta sul palco dell'Ariston un testo molto, molto toccante da un titolo spesso, dal titolo Bastardo. C'è una ragione di più, l'hai detto, ma che bravo. Ma questa parte di te, davvero, l'ignoravo. Non me l'aspettavo davvero, è come bere il più potente veleno, è amaro. Non recuperare, ti prego, tanto più parli ancora meno ti credo. Peccato, lascia il silenzio la sua verità. Aspetta, voglio dirti quello che sento, farti morire nello stesso momento. Bastardo, voglio affrontarti senza fare un lamento, voglio bruciarti con il fuoco che ho dentro, per poi vederti cenere. Bastardo, far soffiare subito il vento. Io spezzato in due dal dolore, mentre ti amavo tu facevi l'amore per gioco. Lasciami sognare la vita, l'hai detto tu, quando è finita è finita. Io vado, chissà se un giorno poi mi passerà la rabbia che porto nel cuore. E voglio dirti quello che sento, farti morire nello stesso momento. Bastardo, vedere gli occhi tuoi in un mare profondo, farti affogare nei singhiozzi del pianto e spingerti sempre più giù. Bastardo, ma purtroppo tocca a me soffrire, gridare, morire. Tu hai preso senza dare mai. Noi, la cosa che non vuoi, maledetto sporco amore. Voglio dirti quello che sento, farti morire nello stesso momento. Bastardo, Martina! E voi? e poi vederti cenere. Bastardo, ma purtroppo tocca a me soffrire, gridare, ti amo
Va la pelle d'oca. Già nelle prove mi è arrivata anche nel live. Ma che spettacolo, ragazzi. Ma che spettacolo. No, poi la grande. Quando uno canta qualcosa che sente ancora di più, la canzone viene di sicuro meglio. A volte, come dico sempre, arrivano richieste che però metti in onda perché devi accontentare tutti ed è bello così, ma fai un po' il compitino, nel senso che ok, la cantiamo, no? Come quando arriva la richiesta di Vagabondo che abbiamo già cantato 100.000 volte, tanta voglia lo fai perché alla gente piace, ma quando canti qualcosa che hai dentro, non lo so, c'è un'atmosfera diversa, c'è anche la voce esce in un modo diverso. Sei d'accordo con me? Sono d'accordo. No, perché potevi anche dirmi no, sono d'accordo. No, sono assolutamente d'accordo. Infatti, quando io faccio magari i miei live, cerco sempre di portare dei pezzi che per me vogliono dire qualche cosa. Esatto. È come quando scrivo i miei, d'altronde, nel senso, se no. Ragazzi, tra un po' giocheremo, ma prima di giocare, a proposito di brani che hai avuto tu l'idea, questo io non l'ho mai sentito. Me l'ha fatto ascoltare nelle prove, abbiamo fatto l'arrangiamento, abbiamo fatto il testo per voi a casa. È molto bello perché il titolo è Ragione e sentimento. Ascoltate le parole, provate anche a capire le parole perché è abbastanza in napoletano, Sì, quasi è tutto in napoletano. Però vi garantisco che se voi riuscite a fermarvi un attimo e guardare con attenzione la TV qua sotto a noi, bene, è un gran bel testo. Ragione e sentimento. Stai chiedendo una volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata. Quante volte tu l'aspetti ma non torna manca notte. Non ti accorgi che ti metti come fossi in un cappotto. Cagne tutte serielietti, quanti corna che t'ha fatta. Che stai male se ne fotte, non vedi che t'ha fatta. È arrogante e prepotente, chi l'infame non me niente. Chi le studia non te sente, non ne tiene i sentimenti. Io questo volo Pure l'uomo sa pigliate per chi sto me si ciecato. non mi sentono bene. Mani e piedi attaccate, stai campando incatenata. Tutta me stessa no Core e mente t'ha distrutto, non ne tiene core in piedi. quell'essenza da vita. Come fossi cioccolata, roce da mangiata. Terribilmente no Sempre che la televisione ti trascura con pallone. è fuoco che mi fa. Mo t'appiccia e mo tagliette come fossi sigarette. Da capo bene io la. Quante sere l'hai aspettate, quanti pali che hai pigliato. E non mi voglio studiare. Ma perché ci tieni ancora, sì chi sto me senza cuore? Perché? Scema, la spiega buona sa. Chi è tutta infamità. Guarda, lo stato che la là. E io Roba, da donna tuzzulia. ma io lo Bene, fa amore se ne va. Corre, perché te ne fa. e io perdono. Lascia e perdo fiato poi chiama. T'ha studiato tutte le luci, si è rubato segni e croci. Quando parla non te sente, non te fanno complimenti. Non ti portano un regalo perché è troppo immateriale. Non sparagna una guaglione, non piezze ma scalzone. Io questo volo Tu sei sempre trascurata, e sei sempre intulettata. e non mi sentono bene. Tu non vuoi sentire ragione, si nasce ma non si buona. Capo bene io la. Metti troppi sentimenti e non ti rimane niente. E non mi voglio studiare. Ogni cosa fa una guerra e ti mette sottoterra. Perché? Scema, la spiega buona sa. Ma io lo È tutta infamità. sono innamorato. Guarda lo stato che la là.
mille volte, ma perché non l'era stato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata. Quante volte tu l'aspetti ma non torna manca notte. Non t'accorgi che ti mente come fossi in un cappotto. Cagne tutte serelietti, quanti corna che t'ha fatto. Che stai male se ne fotte, non viri che t'ha fatto. No, ma io voglio che continui con queste idee, Martina. Che mi fai scoprire questo mondo neomelodico che comunque è bellissimo, di ciò che vuoi, che poi è cambiato tanto negli anni. Certo. Cioè questo, se pensi al neomelodico di 20 anni fa o 15 anni fa, è tutta un'altra cosa rispetto al neomelodico attuale. Beh, assolutamente cioè, sì, però comunque il principio è sempre lo stesso, cioè nel senso io amo questa musica perché secondo me, come dicevamo prima, è un tipo di musica che ti entra dentro, Vero. cioè anche se non capisci quello che... Ma io ho capito tutto, che del pallone, che la trascura, che delle corna, ho capito. Poverina sta ragazza, Veramente. cioè ragazzi, cioè tutte a lei sono capitate in questo brano qua, tutte, però comunque sia lei lo ama. Lei lo ama. Quindi lui tornando al brano di prima, lui è un grandissimo bastardo, però lei è lo innamorata. ama. Quindi, vabbè. Perché l'amore non è bello se non è... Litigarello. Sì, ma lì è proprio un disastro. Proprio un casino. Senti Martina, io direi di alzare il volume delle telefonate, andare a prendere il nostro tabellone. Eccoci e siamo qua. pronti per giocare con gli amici di casa Peiretti. Ci Quindi metto qua. apriamo. Questo è il 10 andato, Tu per i fatti suoi. è il caldo. E allora andiamo a rispondere a codesta telefonata. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao, sono Piero da Orbassano. Ciao Piero Ciao. da Orbassano, buonasera. Sai come funziona il nostro Ciao. gioco, Piero? Devi abbassare... Piero da Orbassano. Allora Piero, Ciao. gentilmente devi abbassare a 0 il volume della TV. Sì, subito. Grazie, perché altrimenti abbiamo il ritorno dell'audio e né io né i nostri amici a casa non capiamo Sì, nulla. va bene così. Va va bene. bene. Va bene. Va bene, Piero, va bene, sì. vuoi provare a Dimmi. indovinare il brano con 5 secondi, avere due possibilità? Mettiamo 15, va. 15 meglio. secondi. Sì. Allora, mio caro bene. Piero, questi sono i tuoi 15 secondi. Vai, Dai. eccoli. Allora, Ok, mi Piero. sembra che sia l'emozione non a voce. Bravo! Iniziamo Bravo. alla grande, iniziamo alla grande. Va bene. Piero, Grazie. Piero, adesso dalla 1 alla 10 non trovare la faccina rossa e ti porti a casa uno dei nostri 5 fantastici premi, vai. Proviamo la numero 3. La numero 3. Oh, vediamo Proviamo. subito cosa c'è all'interno della numero 3. Guarda Piero, non è andata Va bene. benissimo, però non è andata neanche male perché ti sei portato a casa la nostra spilletta di casa Peiretti. Ah, va bene. va Insomma, bene. meglio che la faccia rossa, dai, cosa dici? Sì, tutto. Grazie. Grazie. Ciao Va Piero, bene. buona serata. Grazie anche a voi, grazie. Ciao. Ciao. Io lo so che in queste 3 puntate, secondo me, riesco a far fuori tutti e 5 premi. È il mio sogno. Io lo sogno di notte. Che qua le 5 facce intatte e 5 premi. Sarebbe bellissimo. Speriamo. Pronto? Chi sei da dove? Ciao Enrico, Franco di San Sebastiano. Franco! Ciao Franco! Ciao. 5 o 15 Franco? Sempre 15. 15, questi sono i tuoi 15 secondi Franco. Dai, eccoli! Franco! Sì, è quella! È Cristina D'Avena, però non mi viene il titolo. No, dai, la più famosa di Cristina D'Avena! Baciami Licia! Quindi? Baciami Licia. Baciami Licia! Lo so, però non posso. Certo. Grazie per aver giocato, amico Un mio. saluto a tutti voi, ciao. Ciao. Io sono stato bravissimo questa sera. Una volta che gli ho detto baciami Licia, subito ho detto kiss me Licia, magari gliela davo dopo. Invece poi mi ha ripetuto baciami. Vabbè.
poi c'è un notaio che poi mi sgrida, sei troppo buono. Pronto, buonasera, benvenuto, chi sei, da dove? Enrico, buonasera Martina, sono Massimo da Carmagnola. Ciao Massimo da Carmagnola, benvenuto. Posso fare i complimenti alla Martina, è stupenda ed è meravigliosa e bellissima stasera. Io Grazie. concordo con te, i complimenti a una grande artista. Ha un sorriso che è troppo bello, è meraviglioso. Guarda, Grazie mille. mio caro Massimo, io sono contento di questo acquisto, di questa entrata in famiglia tantissimo. E parlavamo prima anche delle puntate già di settembre, quindi questa cosa è bellissima con Martina. Quindi sei pronto a giocare con noi? 5 o 15? 15 ovviamente. Eccoteli, vai! Massimo! Non la so mica, sai. No, ma sei sicuro? No, non la so, Ci hai sono pensato sicuro. bene? Ci stiamo pensando tutti bene. Lo sai che Balalinda, mia sorella dice Balalinda, se ha sbagliato la meno. Dai un bacio a tua sorella perché la risposta è No, non- esatta! No! Grazie. Sullo scadere del tempo. Bravo Massimo, 1, 2, 4, 5, dalla 6 alle 10, vai! Facciamo la 10. La 10. C'è tua sorella che ha detto no, la 10, no, come mai? La 10? Allora, Sì, la 10, scusa. la 10. Hai scelto tu o tua sorella? No, l'ho scelta io questa. Attenzione, un premio dato via e questa sera va via anche un altro premio perché hai vinto nella 10 10 euro di benzina. Bravo! Oh, ne avevo proprio bisogno, Enrico, e tu lo sai. Ale! Vedi che ne avevo bisogno. Ale, andiamo, 2 premi su 2. Stasera facciamo l'unplay. Grazie, Enrico. Grazie Massimo, ciao. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, Enrico. 2 su 2, 2 su 2, 2 su 2. Vediamo se arriva la terza telefonata vincente. Io sono convinto di sì. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao Enrico, ciao Martina, sono Alessio. Ciao Alessio, Ciao. benvenuto. Grazie. 5 o 15? 15. Eccoti i tuoi 15 secondi, Alessio. Vamos! Come te, sei un mito. Ripeti? Sei un mito come te, Enrico. Grazie, Ale! Oh, stasera è incredibile, c'è un'atmosfera strana, non puoi prendere una faccia rossa. No, Vai, no. amico Ma mio. speriamo. Vai. Quali buste rimangono? La 1, la 2, la 4, la 5, la 6, 7, 8, 9. La 4. La 4. Dai, Marti, dai, io non voglio una faccina rossa. La cambiamo. No, non voglio una faccina. Mi dispiace, c'è la faccina rossa. L'abbiamo Vabbè, dai, l'abbiamo ritenterò chiamata. ancora in queste 2 ultime puntate. Bravo, questo mi piace. È lo Così, spirito giusto, è lo così spirito mi giusto. piace, così mi piace. Ciao e complimenti a Martina per la voce, complimenti tantissimi. Ciao ciao ciao. Ciao, Ciao. grazie. Ciao, ciao. C'eravamo quasi avvicinati, No. 3 su 3 sarebbe stato un sogno, un grandissimo sogno. Ultima telefonata per questo tempo. Pronto, chi sei? Pronto, chi sei, da dove? Io sono ancora qua. Ciao, buonasera, chi sei? Chi vuole che sia? E che ne so? Number one. E che ne? No, Mimmo. È Mimmo! È Mimmo! È Mimmo! Mimmo, non è che c'ho il numero salvato, io non vedo i numeri anche per correttezza nei confronti di tutti. Ciao Mimmo, buonasera! Buonasera Mimmo. Allora, questa sera è partita. Ciao Enrico, ciao Martina, stupenda Martina, bellissimissima. Wow. Se non c'è Grazie il mille. sole, c'è lei che è come se fosse sole. Wow, 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 wow! Stasera, ma che serata! Mimmo, non perdiamo tempo, 5 o 15? 15 Enrico, dai, proviamo. Forza Mimmo, forza! Mimmo. Sì, è neck.
E quindi? Non lo so, non mi ricordo, però almeno stavolta. Sì! Ma l'hai detta così, l'hai buttata lì, l'hai peccata. Bravo Mimmo! Adesso concentrati Mimmo, perché tutto il Piemonte sta tifando per te. Concentrati, non andiamo a prendere la faccina rossa, andiamo a prendere il primo, il secondo, il terzo premio, quello che vuoi. Vai! Il numero 1. Il numero 1. Io non voglio vedere una... Sbircia tu. La faccio aprire a Martina. In base a cosa La Martina con quella faccina lì può esserci di tutto. Cosa c'è? Fai vedere. No? Dillo tu a Mimmo. Mimmo, c'è la faccina rossa nell'1. C'è la faccina Non ci rossa. credo. Purtroppo sì. Eccola qui. Mi dispiace. Vabbè, vabbè, dai, lasciamo perdere. Dai. Grazie e un abbraccione a entrambi. Ci sentiamo domani. Ciao Mimmo, grazie. Ciao. Ragazzi, se la vi. Abbiamo ancora tempo di giocare nel secondo? Sì, almeno una telefonata o due nel secondo, ma adesso pubblicità. Troppo educato, no, non mi interessa. Che porta rose, non ci la capisco. Che non mi vede come sto vestuta. No, non mi piace così. Voglio bene che motocicletta sotto balcone, pure a luna notte. Che un po' gelose, pure a non sa gente. Si nato me va guarda, mi piace malessere. Chi lo guaglione che fa i tarantelle notti se ne va a ballare. Chi voglio malessere. Che tatuaggi a barba lunga bella, ma come già va. Mi piace malessere. Ho dito che si esco che compagnerò per me fare urlare. Mi voglio malessere. Forse perché sto pazza c'ho bisogno e non ma così. Mi piace malessere. Un laureato anche interessante. In un no dance no, non mi fa niente. A me mi attrae tutta un'altra cosa. E questi mi sa così. Mi piace malessere. Chi lo vogliono caffè tarantelle notte se ne va a ballare. Io voglio malessere. Che tatuaggi a barba lunga bella, ma come già fa. Mi piace malessere. Ho tipo casi esco che compagnerò per me fare urlare. Io voglio malessere. Forse perché sto pazza e c'ho bisogno e non va così. Mi piace malessere. Altra richiesta di Martina questa sera. Casa Martina stasera. Tutti! Mi piace malessere. Ho tipo casi esco che compagnerò per me fare urlare. Io voglio malessere. Forse perché sto pazza e c'ho bisogno e non va così. Mi piace malessere. Ma mi stai facendo scoprire un mondo, ma non solo a me, anche a tutti i nostri amici a casa. Il malessere, mi piace il malessere, invece a me piace il benessere. Però non importa. Andiamo ad aprire le telefonate. Forza amici a casa, che ci sono ancora i primi 3 premi intatti. La sorpresa, il buono ristorante da 50, il buono formaggi da 20. Semplicemente basta telefonare al 378 40 80 506. Comunque sia, tutte le persone che sono andate al ristorante mi hanno detto che è spettacolare. Chi ha comprato i formaggi mi hanno detto che sono buonissimi, e anche chi ha fatto benzina è più buono ancora. Perché no? Rispondiamo. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Enzo da Torino. Ciao Enzo da Torino. Ciao Enzo, buonasera e benvenuto. Ciao Martina. Ciao. Martina è qui. Ciao. Enzo, 5 o 15 secondi? 15. 15 secondi, eccoli qui. Pronto? Ci proviamo. Ora. Pronti?
Enzo! Dai che ci siamo, vai, il titolo! Sì. È la moglie di Celentano, non succederà più. Bravo, insieme a Celentano, bravo. La 2, la 5, la 6, la 7, la 8 e la 9 sono fuori 2 faccine rosse e 2 premi. Vediamo un po'. La 6. La 6. Oh, vediamo cosa c'è all'interno della 6 e il gioco si fa interessante perché all'interno della busta 6 c'è il punto interrogativo. Oh, ma che finale di stagione. Enzo, quando trovi il punto interrogativo puoi scegliere se aprire lo zaino o no. Per non aprire lo zaino io ti offro un buono formaggi del valore di 20 euro. No, lo apro. Lo apri. E allora io aggiungo un buono carburante del valore di 10 euro. Sono come le femmine, sono curioso. Lo apri? Lo apri ancora? Sì, lo apro. Aggiungo 2 spillette. No, lo voglio aprire. Vuole aprire? E quindi apriamo? Apriamo e sì, vediamo apri. cosa c'è all'interno dello zaino. Questa sera Enzo vince la maglietta ufficiale di Casa Peiretti. Bravo Enzo! Guardala qua. Beh, la volevo. La volevi? E allora bene, sono contento. Bravo Enzo, eccolo qua. Guarda che bella. Mi raccomando Enzo, un messaggino al 348 80 40 254 con cosa hai vinto, nome e cognome, ok? Assolutamente. A chi vuoi dedicare questa super vincita? A mia moglie. A tua moglie, come si chiama? Indovina, faccina rossa. Ah, ok, allora sì, salutiamo Sabrina. Grazie Enzo, ciao. Ciao. Ciao Martina. Ciao ragazzi, ciao. Un abbraccio. Grazie, Ciao. Che bella questa cosa, hai visto? La magliettina. Tu avresti preso insomma 20 euro di benzina, eccetera, eccetera. Sì, va bene. Ultima telefonata di questa sera. Pronto? Chi sei e da dove? Guarda che siamo quasi. Ciao Enrico, sono Domenico da Castiglione Torinese. Amico mio, Domenico, sono già stati assegnati ben 3 premi. Possiamo arrivare al 4º premio e sarebbe un record per Casa Peiretti, sarebbe un gran finale di stagione. Ma prima abituato a rossa. Vabbè. Però prima c'è l'ostacolo canzone. Con 5 o con 15? 15. Eccoteli. Sì, è proprio lui e il titolo è? No, non la so, questa volta no, mi dispiace. E avrai di Claudio Baglioni. Avrai di... che peccato, grazie per aver giocato con noi. Ciao. Martina, velocemente andiamo a aprire tutte le buste. Nella numero 9 avevamo la faccina, nella numero 7 c'era un'altra faccina, nella numero 5 c'era il buono formaggi, mentre nella numero 8 c'era la faccina e se non sbaglio in questa c'era il primo, nella numero 2 c'era il primo premio, il buono ristorante del valore di 50, era una gran bella cena. Ragazzi, non chiamate più, tanto ormai non ci sono più le buste. 20:46, io direi ci fermiamo solo 2 minuti e mezzo, poi torniamo in onda con una canzone bellissima, ma davvero bella, da non perdere. Quindi amici a casa, non cambiate canale, il telecomando lasciatelo là, anche perché poi magari uno si alza, va per prendere il telecomando, smette male il piede, si prende una storta e voilà, e non vai più in vacanza. Le vacanze prenotate col gesso e non potete, quindi lasciatelo lì dove è il telecomando. Pubblicità. Ammazza, mi tocco anche poi io. Torniamo subito. E non possiamo non cantare Gigi, perché tutto ciò che abbiamo ascoltato gira e rigira arriva da lui. Una delle canzoni più romantiche che ha scritto, bellissima.
bisogno di dirti che si sta male. È una vita da schifo se non ci sei. E mi trovo col mio disordine del cuore senza te. Scatoloni pieni di ricordi che non vanno via. Ho bisogno di dirti che non è vero. Sono stato geloso dei fatti tuoi. Sono io che la notte chiamo al tuo telefono, lo sai. Sento solamente la tua voce ma non parlo mai. Io vorrei riprovarci ancora. Io vorrei, ma non so se tu lo vuoi. Quante cose ho bisogno di dirti ancora. Non possiamo lasciare tutto a metà. Questo amore ci appartiene dal profondo. Basta chiedere. Ma io vorrei salutarti ancora. Io vorrei respirarti ancora. Io vorrei fare tutto questo se lo vuoi. Che bel pezzo, ragazzi, che bel balletto dietro, bravo Paolino. Ho bisogno di dirti che sto da solo. Non c'è stata nessuna dopo di te. Mentre il vento mi asciuga il viso da una lacrima che c'è. Sto pensando che è lo stesso vento che accarezza te. Io vorrei riprovarci ancora. Io vorrei, ma non so se tu lo vuoi. Se lasciamo parlare ogni tanto il cuore, viene fuori da sola la verità. Non c'è amore senza piccoli dolori che ci cambiano. Ma io vorrei rivederti ancora. Io vorrei accompagnarti ancora. Io vorrei fare tutto questo se lo vuoi. E adesso andiamo a leggere tutti i messaggi arrivati fin qui. Vai regia. Wow, sempre bello cantare Gigi. Gigi e Gigi. Buonasera, mi vuoi fare una dedica a Eleonora da Casale Monferrato? Grazie, va bene, dite che canzone vuoi? Che canzone volete sentire? Domani la faccio. Se no, faccio io. Grazie, ciao Eleonora. Ciao. Grazie Casale. Ciao amici e sempre buona musica. Dani Al. Ciao Dani. È scoppiato un incendio qua sopra? Sì. Ragazzi, ma cosa succede a Luserna? Buonasera Enrico, buonasera Martina. Insieme siete la simpatia, la bravura, la poesia della musica. Un grande abbraccio da Stefania da Rondissone. Troppo buona. Ciao Stefania. Grazie Stefi, mille. grazie. Zia Pistilli a 92 anni vi saluta. Lorenzo da Gattico. Ciao zia! Ciao, zia! Ciao zia Pistilli! Salutiamo anche noi, lei e Lorenzo e Gattico. Ciao Casa Peretti, buona serata. Ciao Enrico, ciao alla bravissima e simpaticissima Martina, Michela e Gianni. Ciao Michela. Ciao Michela, ciao Gianni. Ciao Gianni. Grazie mille. Grazie Enrico per le belle serate che ci regali. Martina, sei bravissima. Ci piacerebbe ascoltare dalla voce meravigliosa di Martina Cent'anni di Mario Merola e G. Alessio, magari in chiusura. Un super abbraccio da Simona Sergio Stella da Torino. In chiusura no, ma magari in apertura a settembre, quando tornerà Martina a settembre, molto volentieri. Assolutamente sì.
e anche dal Bissola, presenti. Viva Casaperetti, Giovanni e Silvia d'Alessandria. Ma ragazzi, ma siete in vacanza? Ma pensa, in vacanza dalle 20 alle 21 guardano Casaperetti. Io vi amo, vi adoro, ma andate a mare, da gelato, pescare a cena. Bravi, continuate così. Ciao Enrico, guarda che festa a Tavernette di Cumiana. Prossimo anno ti vogliamo con noi. Chiamate, vengo. Ma veniamo tutti, veniamo. Anzi, se mi porti un po' di salsicce e agostine qua a Luserna, anche non il prossimo anno, anche questo se vuoi, cioè non è che un gran caldo è ritornato, ma il mitico Enrico ci porta una ventata di freschezza. Baci da noi, solo noi, Alfonsina e Germano. Ciao ragazzi, grazie, ciao. Ciao Enrico, come sempre belle canzoni in Casa Peretti e benvenuta alla bravissima Martina, Massimo da Venaria. Ciao Massimo, grazie. Che bello, ciao Massimo. Ciao Peretti, oggi giro in moto dai tuoi amici Enrico, Caterina e Rivarossa a prendere un po' di fresco. Bravi ragazzi, loro. Bravi. allacciate sempre il casco e luci accese anche di giorno, mi raccomando. Ciao, sono Marco, grazie mille per la compagnia tutte le sere, buone vacanze. Siamo noi che ringraziamo te Marco, grazie di sceglierci, per sceglierci. Brava Martina, ciao Enrico da Elena. Ciao Elena, grazie. Ciao Elena, grazie ciao. mille. Dobbiamo accelerare un po', vai regia, perché altrimenti non li leggiamo tutti, non so più 2 minuti. Ciao Casaperetti, sempre mitici, veramente Martina simpaticissima. Cinzia da Carignano, grazie Cinzia. Ciao Cinzia, grazie. Poi regia. Ok, Fabio da Bricarasio, buona musica ragazzi, saluti da Casaperetti sempre. Ciao Fabio, grazie mille. Grazie. Salutami tu da Bricarasio domani. Peretti vi saluta. Peretti. Bravissimi, grandi Enrico e Martina Lubelli, Agostino Poggio. Ciao Agostino, il manager di Martina. Ciao Ago, grazie. Ciao, come il vento porta via le nuvole, così un tuo sorriso da me. Oh no, questa è una poesia ragazzi, che bella poesia, grazie. Ci scrivo una canzone. Ciao, siete fantastici, oggi è il mio compleanno, faccio 50 anni, mi fai ascoltare Massimo Ranieri con Rose Rosse, grazie, siete fantastici. Ciao, Giancarlo da Casale Monferrato. Auguri Giancarlo, non c'è più tempo per la canzone, ma per gli auguri, sì, tanti auguri. Un augurio di buona estate agli amici di Casaperetti, vi aspetto a settembre insieme alla grandissima Martina. Daniele da Alessandria, bravo Daniele, ma nel frattempo di cos'è Casaperetti. In questo agosto andate a farmi pubblicità, che mi serve. Ciao Enrico, vi guarderemo ancora per 2 giorni, poi andrete in vacanza, ci mancherete molto, ma è giusto così, godetevi le ferie. Vi aspetteremo a settembre. Mario Silvana da Torino, grazie mille per la compagnia che ci fate. Anche voi Mario Silvana da Torino, andate in giro, anche se andate al mare, parlate di noi, parlate di noi. Buonasera Casaperetti, ciao Enrico, Martina, stupenda come sempre, molto bella la canzone napoletana che ha cantato. Un saluto da Vito e tutta la famiglia Vittoria, Stefania, Alberto e Alida. Ciao a tutti da Torino, anche voi, mi raccomando, passate questo agosto, fate i compiti, dite in giro cos'è Casaperetti. Ciao Martina, ti auguriamo uno splendido agosto e ti aspettiamo a settembre, meravigliosa e simpaticissima come sei. Buona serata Enrico, a tutta Casaperetti. Titti, ciao Titti, grazie. Ciao Titti. Salutiamo Alessia, Maurizio e Silvia, grazie. E salutiamo Gloria da Alessandria, grazie, che ha richiesto la canzone che abbiamo fatto. Un saluto a mia sorella Lucia da San Benigno che ama Enrico, vi segue sempre, non si perde una puntata. Ciao Lucia, un abbraccio forte. Ragazzi, non c'è più tempo, c'erano ancora tanti messaggi. Grande lavoro di Paolo in regia, ma questa sera mi alzo in piedi perché la mia stand innovation a questa ragazza fantastica. Martina, benvenuta in famiglia. Ciao a tutti, grazie. Ciao, a domani.